andiamo, vostra 5 lascia pieno, dentro, ripiante a sinistra 4 no. Iniziò negli anni 90 come meccanico proprio di un team vincente, Top Run Racing di Castiglione Olona, che ha vinto 3 titoli mondiali e titoli internazionali di vario tipo, i fratelli Agnello con il marchio Mitsubishi e Subaru. Ma Beppe Freguglia ha compiuto un passo evolutivo straordinario, direi, pieno anche di responsabilità, mettendosi in gioco anche come pilota. E proprio con Mitsubishi le tue prime esperienze, e ora con le 4 ruote motrici, Turbo 1600, con un ruolo importante. Sì, forse proprio con la Mitsubishi no, perché io ho iniziato nel 96 con l'R5 Turbo, quindi erano 2 ruote motrici. Dopo ho fatto fino al 2003-2004, sai, la solita escalation del 2 ruote motrici Super 1600, gruppo N, quello che era. Dopo nel 2007 ho fatto la mia prima gara con la Mitsubishi al Rally di Monza, e poi nel 2008 abbiamo fatto il campionato italiano, che siamo rimasti primi fino all'ultima gara, poi all'ultima gara abbiamo perso per poco, abbiamo fatto secondi nel trofeo Mitsubishi. Ecco, è bello vedere questa escalation di impegno anche, mentre stanno passando ora le immagini proprio del 2017, 2018, 2019. Insomma, il Rally dei Laghi fa parte ormai del tuo DNA. Quando sta per prepararsi, diciamo, da parte dei team, delle scuderie, degli equipaggi, dei piloti e navigatori, il Rally dei Laghi pulsa il tuo cuore maggiormente. Beh sì, ovvio, la gara di casa è quella che diciamo ti colpisce sempre di più. Andavamo a vederla da piccoli, anni indietro, quando si andava a vedere ancora le ricognizioni alla notte, come c'era la vera passione del motorsport vero e proprio. Adesso le cose sono cambiate, poi adesso anche la pandemia ha creato i suoi problemi che già c'erano già nel cambiamento di stagione, quello che è. La gara di casa l'ho vinta 4 volte, ho fatto 2 secondi, diciamo che i podi ce li ho di più io di tutti, perché beh, tanti anni che lo faccio, però le vittorie sono 4. Diciamo che è una gara che non è semplice, ho fatto tante gare e bisogna interpretarla. Ovviamente noi di casa siamo più avvantaggiati perché vabbè, è tanti anni che la facciamo. Per vincere questa gara bisogna far tutto bene, quindi anche le piccole cose le devi mettere in quadro e concentrarsi su quello che sta facendo, anche se tu dici vai a fare la gara di casa, ma proprio sono quelle situazioni che ti dicono, che poi magari ti permettono anche di sbagliare. Quindi anche nelle varianti dell'asfalto, asciutto, piuttosto che quando nevischiava 2 anni fa. Esatto, sì, poi la caratteristica del Rally dei Laghi è proprio anche il periodo, quindi non è che arriva in un periodo di siccità, diciamo agosto, qui adesso oltretutto quest'anno a fine febbraio, è vero che il tempo sta un po' cambiando, però può essere che magari ci sia neve, cioè io quando ho fatto la gara difficilmente ho trovato asciutto, quindi è una gara molto, molto complicata, diciamo.